troviamo sul sagrato della chiesa di San Bartolomeo ad Arfanta. Arfanta è la frazione più alta del comune di Tarso, siamo circa a 360 metri sul livello del mare. Da qui si gode un panorama strepitoso dalla pianura fino alle prealpi ed è da qui che vi proponiamo di partire per un sentiero, un percorso che toccherà anche le località di Reseretta e Resera, sempre nel comune di Tarso. In questo periodo troviamo una pianta fiorita molto particolare che è la lunaria, quella pianta lì con i fiori viola. Fa parte della famiglia delle brassicacee, una volta dette crucifere, perché avevano il fiore a forma di croce con 4 petali. È la famiglia di cui fanno parte anche i broccoli, i cavoli. Anche lei è una pianta usata in medicina e anzi si stanno studiando probabilmente delle funzioni positive che ha su malattie anche molto gravi come l'Alzheimer. Il suo frutto è molto particolare, si chiama lunaria proprio forse per questo, perché i frutti poi assomigliano alla luna. Con queste specie di medaglie, infatti viene chiamata anche medaglia del Papa, conterrebbero i semi e un tempo venivano utilizzate anche come pianta ornamentale in casa. Infatti anche mia nonna ne aveva sempre un mazzo al centro della tavola perché sembrano di buon auspicio anche per la ricchezza. Ci troviamo ad un bivio del sentiero. Se proseguissimo verso sud arriveremo nella piccola frazione di Prapian, sempre in comune di Tarso, mentre noi proseguiremo verso nord per raggiungere il piccolo borgo di Reseretta. Alle mie spalle vedete un piccolo torrente, è il Rio Parè, che si tufferà sul Cervano e che a sua volta il Cervano andrà ad alimentare il fiume Monticano, che fa parte del bacino idrografico del Livenza. Questo è il capitello della Madonna della Salute, ci troviamo proprio a Reseretta e anche da qui partono una serie di sentieri, sono le antiche vie di comunicazione tra i paesi che ci possono portare ai laghi di Revine dall'altra parte della valle, in centro a Tarso, a Resera e anche raggiungere altre località collinari come Rolle, Zuel, Cison di Valmarino. La primavera ci regala un sacco di piante commestibili che possiamo trovare nei prati e anche nei boschi. Un tempo i nostri nonni sapevano riconoscerle bene e erano un importante integratore dell'alimentazione. Adesso abbiamo perduto un po' questi saperi, anche se molti chef, anche stellati, stanno riproponendo piatti con queste erbe che hanno dei gusti particolari. Una delle piante interessanti è la salvia, parente della salvia officinale che noi usiamo quasi ogni giorno in cucina. E questa invece è la salvia campestre, quindi che troviamo nei prati assolati, e la foglia si può utilizzare quando ancora non ci sono i fiori, ha un sapore meno aromatico della salvia officinale, ma comunque si può usare per aromatizzare le carni, le salse oppure nelle frittate. Anche i fiori, volendo, sono eduli e possono essere utilizzate nelle insalate per renderle più colorate e più vivaci. Ecco un'altra pianta edule, è la piantaggine. Anche questa è buona nelle insalate o nelle minestre e viene chiamata anche la pianta dei viandanti perché un tempo veniva usata come una specie di cerotto contro le vesciche. Infatti ha proprietà emollienti, per cui se camminando ci viene una vescica e non abbiamo portato di mano un cerotto, va benissimo mettere questa pianta appunto sopra la vescica. Eccoci arrivati al borgo di Resera con la sua piazzetta dominata dalla chiesa qui di Sant'Andrea, che però tradizionalmente è chiamata chiesa di San Rocco per quest'opera in ceramica riportata sulla facciata esterna. E San Rocco è stato raffigurato qui da Luigi Rincicotti nel 1989 ed è un santo che presenta tutte le classiche iconografie del pellegrino.
ha un mantello, il cappello del viandante, il bastone, ha anche una zucca che veniva usata come borrazza ed ha anche al collo la conchiglia tipica dei pellegrini, che adesso è famosa per il cammino di Santiago, che veniva utilizzata per raccogliere l'acqua per bere. San Rocco è patrono anche degli appestati, delle epidemie, delle malattie contagiose, ed viene sempre raffigurato col suo cane, che vediamo lì in basso. Questo cagnolino randagio narra la leggenda che quando San Rocco è stato lui stesso colpito dalla peste, gli portasse da mangiare dei tozzi di pane rubati dalla mensa di nobili ricchi, e con questo pane San Rocco è riuscito a sopravvivere perché viveva isolato e marginato, essendo appestato. E quindi era un cagnolino molto buono, da qui il detto «Le bon come il can de San Rocco». Altra pianta mangereccia è la pulmonaria. Ha questo nome caratteristico perché nel Medioevo alcuni medici credevano nella teoria dell'assegnatura, cioè se una parte di pianta aveva la forma di una parte del corpo umano, quella parte veniva utilizzata per curare, appunto in questo caso, i polmoni. Infatti la foglia ha queste caratteristiche macchioline bianche che ricordano un po' gli alveoli polmonari. Belli sono i fiori, che hanno colorazione differente, dal rosa al viola. Appena escono sono rosa e poi virano verso il viola. Questo è dovuto a un cambiamento di pH, e quindi gli antociani che danno questa colorazione, in base al pH, appunto, cambiano colore. Stiamo facendo ritorno ad Arfanta, chiudendo il nostro percorso ad Anello, alla fine un percorso di circa 5 km, anche semplice da affrontare, della durata di circa 2 ore. Questa di Arfanta e Resera è un percorso molto vario che offre tantissimi scorci molto belli sul nostro territorio, e vale la pena di farlo soprattutto adesso in primavera.